4, poco dopo l'entrata di Meolo Roncale, a perdere la vita 2 soldati dell'esercito italiano dopo lo schianto autostradale rimasta chiusa per ore. La base dei migranti di Colla non verrà chiusa ma soltanto svuotata, sono dubbioso sulla promessa di Salvini, le parole di sconforto del sindaco di Cona Alberto Panfilio. Autonomia del Veneto, firmeremo entro il 22 ottobre, le parole del ministro Erika Stefani che aggiunge senza il Veneto la strada non sarebbe stata spianata. Viva per miracolo, ma ancora in rianimazione a Mestre la ragazzina di 14 anni di Portogruaro caduta dal balcone di casa al terzo piano per guardare il temporale. È partita oggi la nuova viabilità di Mestre con 3 nuove grandi rotatorie ai 4 cantoni, all'uscita del quartier San Paolo e all'inizio di via Piave, lo scopo diminuire il traffico. Commozione alla regata storica di Venezia che rende omaggio a Genova e ricorda le 43 vittime del Ponte Morandi con l'alzaremi, emozione per lo sfilamento di barche. Domenica prossima 9 settembre torna la maratonina di Mestre nel nome della solidarietà, partenza prevista alle 9:30 del mattino da Piazza Ferretto per 3 distinti percorsi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque il drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la 4 all'altezza di Meolo, pochissimi chilometri dopo, proprio l'entrata dal casello autostradale. Nello scontro tra un furgone e una Panda dell'esercito italiano hanno perso la vita 2 militari, un altro in gravi condizioni e ferito anche il conducente del furgoncino. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. Un impatto violentissimo. 2 mezzi coinvolti, 2 militari dell'esercito che hanno perso la vita, altrettante persone sono rimaste ferite, 1 in modo grave. È il bilancio della drammatica giornata lungo l'A4 a poca distanza dall'entrata del casello di Meolo in direzione Trieste. Sono circa le 11, una Panda con a bordo 3 militari in forza dal reggimento Trieste a distanza Forlì sta seguendo una colonna di mezzi dell'esercito diretta a Pordenone. Quando si sarebbe formato un rallentamento, il traffico procede piano ed è a quel punto che, secondo quanto ricostruito dalla polizia autostradale, un furgone per cause che ora dovranno essere chiarite dalle autorità finisce contro la Panda dell'esercito. Per lo scontro il mezzo si ribalta, ferma accanto sulla corsia l'altra vettura coinvolta. All'interno sono in 3, al volante un 34enne che rimane gravemente ferito e viene trasportato con l'elio soccorso all'ospedale di Treviso. Seduti sul sedile del passeggero e su quello posteriore altri 2 commilitoni, un 41enne e un 39enne. Si tratta del sergente maggiore Valerio Canzio e del caporal maggiore capo Rocco Rilievi. Purtroppo i sanitari arrivati sul posto con ambulanze e automediche da Treviso e Mestre non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito ma in maniera meno grave e trasportato all'ospedale all'Angelo anche l'autista del furgoncino. Sul posto sono arrivati i mezzi di autovie per deviare il traffico e dei vigili del fuoco da Treviso e Mestre. L'autostrada tra Meolo e San Donà è rimasta chiusa un'ora per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi di legge da parte della polizia. Successivamente, intorno alle 13, è stata riaperta in una sola corsia. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, appresa la triste notizia, in una nota si è detto profondamente addolorato e ha espresso a nome dei soldati dell'Esercito italiano e suo personale i sentimenti di stretta vicinanza e intimo cordoglio ai familiari. L'Esercito, nella consapevolezza dell'angoscioso momento che stanno attraversando i familiari dei militari coinvolti, chiarisce sempre la nota, sta garantendo tutto il supporto e il sostegno necessari, oltre a fornire massima collaborazione per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. E tra i messaggi di cordoglio anche quello del ministro della difesa Elisabetta Trenta, che su Twitter ha scritto: a nome mio e delle forze armate esprimo sentito cordoglio per la tragedia, profondo dolore e vicinanza alle loro famiglie e all'esercito. E grave incidente questa mattina a Mirano, un ragazzino di 11 anni è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7:45. Secondo una prima ricostruzione l'undicenne stava percorrendo via Scortegara nella frazione di Zianigo quando una macchina lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno intubato e caricato a bordo di un elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale di Padova. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Tragico incidente anche sempre all'alba di oggi tra le province di Padova e Venezia, a perdere la vita un ciclista di 90 padovana.
Un 74enne di Noventa Padovana ha perso la vita questa mattina all'alba mentre percorreva in bicicletta la strada che collega Noventa a Stra. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente con un furgone condotto da un 82enne di Pionca di Vigonza. L'impatto, particolarmente violento, si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La circolazione è stata interrotta per un paio d'ore. E adesso torniamo ad occuparci dell'accoglienza migranti con il primo cittadino di Cona, Alberto Panfiglio, che non crede alla promessa fatta dal ministro Salvini di chiudere a breve la base di Conetta. Il sindaco di Cona scettico e dubbioso su quanto promesso dal ministro degli interni Matteo Salvini, ovvero chiudere progressivamente anche il centro di accoglienza migranti della sua città. Ha detto che cesserà l'attività di Bagnoli e che svuoterà progressivamente Cona. Se voleva dire la stessa cosa, e cioè se il destino fosse stato uguale, non avrebbe detto chiusura per tutte e due? Ecco, questo a me lascia un dubbio. Ma risentiamo le parole del ministro Salvini alla festa della Lega a Conselve, giovedì scorso, 30 agosto. Nell'arco di pochi giorni dimezzeremo la presenza di immigrati che ci sono a Cona e l'obiettivo è quello di svuotare, azzerare, ripulire piano piano, con calma. Nei fatti il centro migranti di Conetta passa di mano dalla cooperativa Edeco a quella di Gian Lorenzo Marinese, che con la nuova facility gestisce già da tempo pure i migranti accolti in quel di Casier e Oderzo nel Trevigiano. Il passaggio del testimone entro i prossimi 15-20 giorni. Beh, io non sono proprio un sindaco confortabile a parole dopo 3 anni di questo martirio. Mi pare che le dichiarazioni vadano in una certa direzione, però la gente che ha votato in massa Lega a Cona aspetta i fatti e non le parole. Il messaggio di Panfiglio a Salvini, che per la verità suona più come un monito. Io non chiedo nulla, loro hanno il dovere di rispondere ai propri elettori, non al sindaco di Cona. Il prossimo 22 ottobre potrebbe essere un anniversario speciale ad un anno esatto dal referendum per l'autonomia del Veneto. La firma entro quella data, conferma ai nostri microfoni il ministro Erika Stefani. Sarà un anniversario speciale. Eh sì, perché il Veneto festeggerà doppiamente l'anno passato dal referendum per l'autonomia. Prima del 22 ottobre ci sarà il timbro del governo sull'accordo. Lo ha detto il ministro Erika Stefani, titolare degli affari regionali, smentendo con le parole i rumors di possibili dissapori nel governo su questo tema. Dal Veneto era arrivato il segnale più forte, con milioni di cittadini alle urne, e al Veneto il governo darà la prima risposta. Poi toccherà a Lombardia ed Emilia-Romagna. In coda ci sono anche Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Il consenso popolare che è stato espresso in Veneto è una delle più grandi forze che sono state, che si sono manifestate. Non ci sarebbero state quelle richieste di autonomia se non fosse partito il Veneto e se non avesse avuto quel consenso, qual è quello che abbiamo ottenuto alle urne l'anno scorso. Per cui la forza della domanda del Veneto è una forza che è supportata dalla richiesta della gente. A chi dice che il referendum è stato inutile, io rispondo che non si sarebbe parlato di regionalismo differenziato se non si fosse fatto quel referendum. Tra 50 giorni, più o meno, il Veneto dovrebbe avere l'accordo nel cassetto del governatore Zaia. E proprio il presidente della regione in questi giorni ha ripetuto più volte di attendere solo il via libera da Roma sulle 23 materie. Anche questa settimana sono in programma confronti tecnici fra i vari ministeri coinvolti, poi, se son rose, fioriranno. Stiamo esplodendo le singole competenze e strutturando quella che è l'intesa. Quello che io mi propongo è di giungere entro la data ovviamente del nostro nell'anniversario di uno storico referendum che è quello del Veneto, e di portare in Consiglio dei Ministri la intesa Stato-Regioni sull'autonomia del Veneto. Torniamo alla cronaca. Una ragazzina di 14 anni si è sporta troppo dal balcone di casa ed è precipitata dal 3° piano. È viva per miracolo. Viva per miracolo.
È ricoverata in ospedale con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. La 14enne precipitata dal terzo piano del condominio di Portogruaro, nel quale vive con la famiglia. È l'ora di cena ieri sera, quando la ragazzina esce sul balcone. Probabilmente si sarebbe sporta per vedere meglio il temporale che in quei minuti stava interessando la zona. È a quel punto che avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. I primi a soccorrerla i suoi familiari, che hanno chiamato il 118. Sul posto un'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale di Portogruaro. La 14enne dovrebbe cavarsela con una prognosi di una 90 di giorni. È partita oggi la nuova viabilità di Mestre con le 3 nuove rotatorie a senso unico. Vediamo com'è andata. Ecco la nuova viabilità di Mestre con le 3 nuove rotatorie che sostituiscono altrettanti incroci, nodi di ingresso delle auto in città, a cominciare dal rondò centrale dei 4 cantoni e che va dal sottopasso del Terraglio all'incrocio con via Circonvallazione, via Castellana e via Torre Belfredo. È qui che abbiamo raccolto le prime proteste, quelle di pedoni e ciclisti. Lamentano di essere a rischio incolumità, visto che in prossimità dei passaggi loro riservati, ora, in assenza dei semafori, le auto sfrecciano troppo velocemente, spesso con eccessiva disattenzione. Non sempre danno la precedenza ai pedoni, come appunto ho visto 2 macchine sono andate e non mi hanno fatto passare. Comunque, vabbè, vediamo poi. Ha quasi rischiato di essere falciato? No, non voglio dire questo, però ecco, dobbiamo fermarci e fare attenzione che le macchine si fermano a sua volta. Guardi, io quando devo attraversare mi fermo sempre, aspetto il momento buono e passo. Poco più in là la seconda nuova rotatoria all'uscita del quartier San Paolo, all'intersezione con la centralissima via Torre Belfredo, via Padre Giuliani e via Filiasi. Infine la terza rotonda, la più grande, si trova lungo il quadrivio miranese, all'incrocio tra le vie Miranese, Piave, Circonvallazione e Carducci. Spenti i semafori con 36 lanterne disattivate, il test viario entra nel vivo dal prossimo 12 settembre con la riapertura delle scuole. Per 4 mesi, fino a fine anno, gli automobilisti testeranno i 3 nuovi rondò voluti per fluidificare il traffico. E già da parte di alcuni artigiani arrivano le prime richieste come questa del proprietario dell'autofficina ai 4 cantoni. Chiaramente va rivista un po' la traiettoria, anche per l'entrata nostra è un po' difficoltosa. Le 3 rotatorie che dovrebbero ridurre congestioni e code nelle ore di punta hanno già riscosso il plauso di qualche residente. Bene, mi sembra. Il traffico un po' di disagio per gli anziani, perché prima c'era il semaforo, quindi sai, le biciclette, roba, però per il traffico bene, mi sembra molto bene. Dunque avete sentito, ci sono alcune problematiche rilevate dai cittadini, allora ne parliamo insieme all'assessore alla mobilità Renato Boraso, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buonasera Assessore. Buonasera a tutti. Intanto la ringrazio per essere qui, per la sua disponibilità. Dunque avrà sentito alcuni cittadini, in particolar modo pedoni e ciclisti, che lamentavano la pericolosità degli attraversamenti pedonali dove gli automobilisti non sempre prestano attenzione passando ad alta velocità e senza dar loro la precedenza. Cosa fare in questo senso, Assessore? No, ovviamente è una piccola rivoluzione dentro il centro di Mestre e come tutte le rivoluzioni bisogna un attimo sperimentare e adattare la questione. Ovviamente il tema degli attraversamenti pedonali è un tema di nostra attenzione, come qualche miglioramento che ovviamente noi in questa fase sperimentale che durerà circa 4-5 mesi prestiamo l'attenzione a tutte queste questioni che ovviamente sono come l'autofficina che ha evidenziato qualche problema, oppure l'attraversamento pedonale. Noi siamo lì con i nostri tecnici ad osservare e a portare quei miglioramenti necessari, però il risultato è assolutamente positivo, abbiamo tanti riscontri positivi perché evitare semafori che creano spesso una camera a gas per i residenti e quant'altro credo che sia un risultato positivo. La sperimentazione serve proprio a questo, a migliorare laddove c'è da migliorare. Ovviamente la sperimentazione serve per poi apportare quegli accorgimenti utili a migliorare la sicurezza per i pedoni e qualche modifica, perché per esempio abbiamo molti mezzi del trasporto pubblico locale che passano in questi incroci, in queste rotonde, ovviamente devono poi anche garantire il trasporto pubblico locale, dobbiamo garantire.
Io ringrazio l'assessore Renato Boraso per il suo intervento e per la sua disponibilità. Grazie assessore, buon lavoro. Buona serata, grazie a voi. E adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Con le notizie da Venezia e provincia, alla vigilia del nuovo anno scolastico, convegno della FISM nel Trevigiano, il caos vaccini, ma anche le risicate risorse a disposizione delle scuole e i problemi che accompagnano il ritorno dei bambini in aula. Chi si è vaccinato o chi non può vaccinarsi in modo certificato eccetera frequenta la nostra scuola, chi decide di non vaccinarsi non può frequentare le nostre scuole. Ci dispiace perché è una perdita dal punto di vista formativo e educativo a cui noi teniamo, però dobbiamo applicare. Il presidente FISM Treviso, alla vigilia della riapertura delle scuole, ribadisce la posizione della sua federazione che, sottolinea Contessotto, in tema di vaccini dovrà rispettare quello che la legge prevede. I bambini non vaccinati dunque non potranno essere accettati, anche se, spiega poi Contessotto, l'USL 2 ha tutta l'intenzione di evitare che questo possa accadere. Farà un altro giro di convocazione di genitori per colloqui personali per avvicinarli personalmente. Il primo giro ha portato a un 2% di genitori non Vax che hanno deciso di vaccinare i propri figli. Ma oltre che con i grattacapi provocati dalla questione vaccini, i responsabili delle scuole dell'infanzia si trovano a dover fare i conti anche con le risorse a disposizione. Le entrate sono purtroppo sempre le stesse, intanto incerte, dopo poche, e quindi diventa un problema. E nemmeno i contributi statali, regionali e comunali sono sempre sufficienti. Messi insieme non ci permettono di respirare tranquillamente, per cui alla fine che cosa succede? Che dobbiamo pesare sulla retta delle famiglie e questo ci dispiace perché impedisce una vera scelta educativa da parte delle famiglie. L'appello dunque alla politica nazionale, ma soprattutto regionale. Un arresto e 6 denunce sono l'esito dei controlli eseguiti dai carabinieri delle compagnie di San Donà di Piave e Porto Gruaro, supportati da un'unità cinofila di Torreglia sulle coste lagunari nell'ultimo weekend di agosto. A San Donà venerdì scorso i militari hanno arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una cittadina dominicana su segnalazione di un abitante che nel centro cittadino aveva segnalato la presenza di mobili rotti e aveva udito urla da un appartamento. I militari inizialmente sono stati aggrediti verbalmente dalla donna che in seguito ne ha colpito uno al volto. Altre denunce nelle località del litorale sono state sporte a Jesolo per detenzione di marijuana e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, a Cavallino Treporti per ricettazione di un natante rubato a Venezia alcuni giorni fa e ancora a Noventa di Piave per il furto di un portafogli in un ristorante, a Porto Gruaro per guida sotto l'influenza di alcol. Cambiamo completamente argomento con lo spazio dedicato alla regata storica di ieri con cui la città lagunare ha voluto rendere omaggio alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. La regata storica di quest'anno ha voluto omaggiare le 43 vittime del Ponte Morandi di Genova, già Repubblica Marinara. Toccante l'alzaremi al momento dell'avvio del nutrito corteo sportivo in bacino, gesto con il quale Venezia ha voluto rinnovare la vicinanza a Genova e ai suoi cittadini, colpiti il 14 agosto scorso dalla tragedia del crollo del ponte sulla A10. E alla commozione si è passati all'emozione della sfilata delle barche in Canal Grande, che ha riunito ben 100.000 spettatori tra veneziani e turisti, tutti riversi sulle rive e sui balconi per assistere al rinnovato scenografico spettacolo anche di gara, che nella competizione dei gondolini due remi ha visto per la prima volta insieme un'inedita alleanza tra oramai due ex nemici, ma da sempre grandi regatanti.
Per anni, ben 30, hanno battagliato in laguna d'avversari, ma ieri la coppia formata dal gigante buono Giampaolo Deste e Rudy Vignotto non ha avuto rivali. I già campionissimi del remo alla storica di ieri con il gondolino viola hanno conquistato la loro prima bandiera rossa. Per Vignotto si è trattato della sua 16ª, che lo ha confermato ancora una volta campione del remo. Per Deste un rientro trionfale dopo 3 anni di assenza. Tra le Caorlinas e i remi ha vinto la città di Caorle, battendo la favorita Burano. Tra le donne, le regine indiscusse sono state sempre loro, Romina Ardit e Anna Mao. Ieri hanno conquistato l'11ª bandiera rossa. Nona edizione della Maratonina di Mestre, l'appello ai cittadini: partecipate perché si fa del bene a chi ne ha bisogno. Anche quest'anno il settembre mestrino sarà all'insegna dello sport. Obiettivo puntato sulla maratonina in programma domenica 9 settembre. Una manifestazione, come ha osservato la vice sindaco Colle alla presentazione, che ha una marcia in più, perché coniuga l'attività sportiva con la solidarietà. È con orgoglio che vediamo essere arrivati alla 9ª edizione. Avevamo cominciato procedendo a piccoli passi, era una corsa non competitiva che si chiamava Tra Parchi e Boschi. Abbiamo cominciato con 267 persone la prima volta, tra grandi e piccoli. Oggi viaggiamo attorno ai 1500, siamo alla 9ª edizione, abbiamo preso piede. Anche quest'anno saranno 3 i percorsi da poter scegliere: quello classico della mezza maratona di 21 km, quello dei 13 km e mezzo e quello dei 6 km e mezzo. Dopo la poco fortunata edizione dello scorso anno funestata dal maltempo, l'obiettivo questa volta è di arrivare alla soglia minima abituale di circa 1200 iscrizioni. Quest'anno abbiamo la volontà di migliorare quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, anche perché, come tutti sapete, il risultato in termini economici è a livello di beneficenza. Abbiamo sempre beneficato associazioni tipo la VAPO oppure l'Auser e quant'altro. Ecco, questa è una cosa che portiamo a beneficio della città, e siccome poi il risultato è a fini benefici, più siamo meglio è. Aggiungo a dire, ma ovviamente sto facendo le corna, se anche la giornata è brutta, partecipare con l'iscrizione magari alla gara non competitiva, e sottolineo una cosa venale: il pacco gara vale più dei 5 euro di iscrizione, sapendo poi che questi 5 euro in buona parte vanno a finire in beneficenza, quindi è tra virgolette un dovere civico. Prima di salutarci, un appuntamento con la nostra programmazione, perché dopo la pausa estiva ritorna da questa sera l'appuntamento con 20 e 10, il nostro approfondimento dei fatti, il commento alle notizie, il confronto tra gli ospiti sui temi di attualità. In onda dal lunedì al venerdì 20 e 10 torna Dentro la Notizia. Questa sera ospite il professor Enzo Siviero, l'ingegnere padovano, esperto di ponti, che ai nostri microfoni aveva azzardato l'ipotesi di un attentato dietro al dramma del crollo del ponte Morandi di Genova. Ci fermiamo qui con le notizie da Venezia, io vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino, infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali al pomeriggio sui settori alpini, in locale estensione anche alle pianure limitrofe, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo per qualche piovasco al pomeriggio, possibile un po' ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece
tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.